Amici bellini, eccoci qua, è arrivato il momento di analizzare un pochino la Serie A. Il Napoli lo conosciamo dentro e fuori, ma non potevo non chiamare il profeta del fantacalcio per fare un'analisi completa di tutta la Serie A. Benvenuto Marco. Grazie mille Valerio e ciao a tutti voi. Profeta che collabora anche con fantacalcio.it, che noi è la piattaforma che utilizziamo anche con gli abbonati per fare il nostro fantacalcio, quindi prendiamo appunti perché potrebbero uscire delle notizie interessanti. Marco, visto che è un'estate strana perché tra rabbia, cose di mercato che sembrano avvenire e poi non avvengono, facciamo un recap generale partendo dalle neopromosse e quindi partiamo dal Frosinone, che è anche la squadra con cui il Napoli ovviamente esordirà tra pochi giorni. Mamma mia, ci siamo quasi. Ormai ci siamo. E Marco ci dà una mano anche con le grafiche, che bellezza. Eccola qui, ma guarda Valerio, a mio parere ad oggi il Frosinone tra le tre neopromosse è quella più debole, almeno sulla carta, soprattutto secondo me a livello difensivo, perché davanti credo che almeno un attaccante importante arriverà. Si parla di Khedira del Bari, vedremo, ecco. Potrebbe essere un bel nome anche in ottica fantacalcio, però ecco, a livello difensivo secondo me non siamo ancora al livello della massima competizione, quindi penso possa essere una squadra che subirà molto, e nella partita col Napoli già avremo un test molto importante. Certo, leggevo tra le possibili trattative in corso, stanno provando per Caio Giorgio, che sta facendo un buon precampionato con la Juve, però lo vedo sempre un po' chiuso dai nomi più grandi che ci stanno. E poi hanno preso pure un georgiano, Kvernadze. Esatto, sì, che è stato presentato un po' come il nuovo Kvaratskhelia, ma con tutto il rispetto, diciamo che in comune hanno solo il nome che inizia con la K e la nazionalità. No, invece, a parte gli scherzi, il giocatore qui da monitorare molto attentamente invece è Caso, perché Caso è un bel profilo, e secondo me il Napoli dovrà stare attento nel primo test da quella parte, perché è il giocatore con più qualità in questo momento. Bene, quindi lo vediamo insomma che parte dalla sinistra, immaginiamo, esatto, in questo 4-3-3, esatto. Di Francesco, il ritorno di Francesco. Benissimo, andiamo a bomba sul Cagliari, ritorno in Serie A per il Cagliari. Io mi sono segnato uno Shomorodov, che sembra una di quelle operazioni che potrebbe portare anche a livello fantacalcistico tanti bonus a chi ci punta. Sì, in realtà, se devo dirti un nome che a me attira molto nel Cagliari in attacco, a me piace molto Luvumbo, che è questo giovane che è esploso l'anno scorso nei playoff, che ha un po' trascinato il Cagliari soprattutto nella parte finale di stagione. Poi è vero, come dici tu, c'è Shomurodov, c'è Pavoletti, c'è la Padula che però adesso è infortunato per qualche mese. Però io credo che questa sia una squadra, come tutte le squadre di Ranieri, molto organizzate, ha dei giocatori interessanti, soprattutto la fascia di sinistra, che io conosco bene perché sono delle vecchie conoscenze della Samp, sia Augello sia Anghiancto, sono giocatori di rendimento. Quindi credo che sarà una squadra comunque ostica. A livello qualitativo magari non eccelsa, ma insomma la mano di Ranieri secondo me si farà sentire. E poi il solito Nandez che è sempre al centro di 1000 trattative e poi resta sempre al Cagliari. Esatto. Passiamo al Genoa, che ha piazzato un colpo che almeno a me intriga. Io poi può essere pure che tutte queste cose che lo dico per fare delle trappole agli altri fantallenatori, però Retegui ovviamente intriga. Assolutamente sì, e tra l'altro è partita subito forte il Genoa anche in Coppa Italia, sia Retegui sia Gudmundsson, che è l'altro nome caldo in questo momento nel Genoa. Sono i due nomi in hype per quanto riguarda il fantacalcio, ma anche a livello calcistico sono effettivamente i nomi che possono fare la differenza. Da non sottovalutare anche Aaron Martin, questo esterno che è arrivato quest'anno, che potrebbe essere una bella spina nel fianco per le difese avversarie. E qui non lo vediamo perché al momento è infortunato, ma da non sottovalutare l'acquisto di Messias dal Milan, che in questa squadra che a centrocampo peccava un po' di qualità, perché
Torsby, Badeli, Strootman, tutti giocatori di muscolari, di rendimento, però poca qualità. Ecco, l'arrivo di Messias potrebbe dare un po' quella qualità che manca. A mio parere, ad oggi tra le 3 neopromosse è quella che si è mossa meglio sul mercato, quindi altra squadra che tra l'altro Gilardino esordirà proprio contro la sua vecchia Fiorentina, quindi un altro test molto interessante. E senti, quindi questo Gudmundsson è un mini bug? Puoi anche dire un bel grande bug, perché secondo me è un giocatore che farà tutto il campionato da seconda punta. L'anno scorso è andato in doppia cifra, 11 gol, a volte pecca un po' di discontinuità, però ha tutto per poter fare bene anche in A quest'anno. Bene, queste sono le neopromosse. Passiamo a chi ci è andata vicino l'anno scorso e si è salvata per il rotto della cuffia, che è il Verona. Eccola qua, sì. Guarda, il Verona è una squadra particolare, nel senso che da metà campo in su, secondo me, si è mossa molto bene e si sta tuttora muovendo molto bene. Ne parlavamo in live con te, finalmente Folon Ruscio è arrivato a Verona e io credo che qui a Verona non lo vediamo adesso, ma spesso sarà titolare, avrà un discreto minutaggio, perché è un giocatore molto duttile, lo abbiamo visto anche l'anno scorso a Bari, 8 gol, anche in finale proprio contro il Cagliari, preso una grandissima traversa, insomma è un giocatore che può trovare spazio. C'è Lazovic, c'è Ngonge, c'è questo Umbulà che è un altro potenziale mini bug listato a centrocampo, hanno preso Bonazzoli, forse c'è Saponara, ne stanno prendendo altri. Quello su cui ho qualche perplessità è l'aspetto difensivo, perché se effettivamente si passerà alla difesa 4 non è facile dopo tanti anni che è difeso a 3, perché ricordiamoci Verona deriva dalla scuola Tudor, ma ancora prima dalla scuola Juric. Passare da un modulo a 3 a 4 secondo me ci vorrà un po' di tempo per adattarsi, quindi non mi preoccupa, fossi un tifoso del Verona, l'attacco, ma più che altro alla difesa. Quindi in questa formazione Saponara diciamo che parte dalla panchina. È un po' l'Elmas del Napoli, possiamo definire. Che lo puoi mettere, esatto, sia sull'esterno che sotto la punta. Esatto. Interessante. Lazovic è sempre uno che garantisce. È il nome garanzia, diciamo, di questa squadra. È un po' il Candreva della Salernitana, per fare un po' un parallelismo. La Salernitana ci arriviamo subito dopo il Lecce, e qua anche c'era un discorso di uno Strefezza che a quanto pare potrebbe essere utilizzato addirittura prima punta nei primi esperimenti. Sì, allora, diciamo che secondo me sono degli esperimenti dovuti esclusivamente al fatto che manca ancora l'attaccante, perché Cissé ormai è in uscita, si parla tanto di un potenziale ritorno di Colombo dal Milan che ritroverebbe il Lecce, ritroverebbe anche titolarità. Io credo che comunque Strefezza poi durante l'anno giocherà nel suo ruolo. È interessante il Lecce perché ci sono 2 nomi che qui non vediamo nel campetto, ma che secondo me sono i 2 nomi più interessanti di quest'anno oltre a Strefezza. Il primo è quello di Dorgu, perché Gallo nel frattempo si è infortunato. Dorgu è un terzino molto giovane, ha fisico, ha tecnica, ha corsa, ha già fatto bene negli ultimi giorni, nelle prime uscite, e potrebbe essere uno di quei nomi super scommessa che si fa vedere sia in ottica fantacalcio ma anche proprio sul palcoscenico della Serie A. E l'altro bel nome è Almqvist, che è un po', io ho fatto un po' un parallelismo con il Kulusevski di Parma quando c'era da Versa, perché è un giocatore che ama l'attacco alla profondità, contropiede, ha qualità, e potrebbe ritagliarsi il suo spazio nonostante la presenza di Banda e di Strefezza. Interessantissimo. E quindi a me Banda all'inizio mi piacque molto, poi si è un po' perso l'anno scorso. Diciamo che vede poco la porta, avesse i piedi un po' migliori farebbe magari 7-8 gol a campionato, però deve migliorare su quel fondamentale. Baschirotto ovviamente sempre uno di quelli che ti garantisce. Baschirotto e Falcone diciamo che sono i 2 nomi che danno solidità alla difesa del Lecce, ecco. Bene, passiamo ai cugini della Salernitana, e qua ovviamente mi sembra che si sia mossa poco in entrata la Salernitana. Si punta ancora su quelli che hanno fatto bene l'anno scorso, ovvero Dia, lo stesso Candreva, Mazzocchi, penso questi siano i nomi. Sì, esatto, nel senso si è mossa proprio negli ultimi giorni, ha preso questo attaccante giamaicano, Stewart, di cui però si conosce veramente poco. Si dice un gran bene, ma non lo sì, però ovviamente da testare nel massimo campionato in Italia. Come hai detto tu, si è ripartito un po' dai punti fermi dell'anno scorso, quindi Mazzocchi, Candreva, Dia, che però quest'anno avrà la Coppa d'Africa, aspetto da non sottovalutare. Se vogliamo
vogliamo provare, ecco, a scovare qualche nome un po' più nascosto, Castanos potrebbe essere uno di quei nomi che anche proprio a livello qualitativo in campo potrebbe dare quel qualcosa in più. L'anno scorso con Paulo Sousa ha fatto un paio di gol interessanti, deve trovare anche lui però sicuramente più continuità. E poi la difesa, anche qui le perplessità nascono più che altro sulla difesa, perché l'anno scorso la Salernitana ha subito tanti gol nonostante un Ochoa che spesso è stato il migliore in campo. Vero, e infatti questo è uno di quei portieri che probabilmente prende il gol, lui la prestazione la fa, esatto, perché, e quindi ti può garantire anche un voto alto, però poi il gol lo prende perché in difesa sono spesso in difficoltà. esatto. E per quanto riguarda Candreva, un altro anno ci punteresti? Cioè è uno di quelli che è un Highlander, continua a garantire grandi cose, però c'è un altro anno sulle spalle. Sì, è un 1987, quindi diciamo che qualche dubbio sul medio-lungo periodo mi viene anche a me. Se si parla di un'asta, io consiglio di non esagerare con la spesa, magari un 4% del budget, quindi per chi fa 1000 magari non più di 40 crediti, però sì, diciamo che da solo è un po' rischioso. È meglio avere un centrocampo un po' più profondo, in modo che se poi anche avesse una flessione in primavera o a fine campionato abbiamo già il suo sostituto. Bene, benissimo. Passiamo all'Empoli, una squadra mi sembra zeppa di giovani promesse e qualche certezza. Vedo Maldini là che pure è molto molto sfizioso da vedere, Baldanzi. Sì. L'Empoli ha tante scommesse, qui ad esempio non vediamo, ma c'è anche Piccoli che dovrebbe fare inizialmente la riserva di Caputo. Abbiamo questo Fazzini di cui si parla tanto, sembrava che forse lo volesse la Lazio, dovrebbe restare. Baldanzi, che è sicuramente uno dei più giovani interessanti, ma anche lui deve crescere sotto l'aspetto realizzativo, segna troppo poco. E poi abbiamo una difesa che soprattutto con Ebuei ha trovato qualche certezza l'anno scorso. Qui per me uno dei punti chiave sarà il portiere, perché di questo Caprile se ne parla molto bene, però è ovvio che insomma l'Empoli ha perso un portiere che l'anno scorso spesso gli ha fatto la differenza, quindi bisognerà vedere se effettivamente dietro cambia qualcosa oppure no. È una squadra difficile da analizzare, anche perché Caputo l'anno scorso ha faticato molto. È ovvio che secondo me l'Empoli, la salvezza dell'Empoli passa da almeno una decina di gol di Caputo, perché altrimenti può davvero fare fatica lì davanti. Continuità, serve la continuità. Passiamo al Sassuolo, che è un'altra di quelle squadre che gioca bene, che ha qualità e poi ogni tanto si perde. Ecco, abbiamo adesso il punto chiave, penso sia Berardi, perché se Berardi effettivamente si muove cambia tutto per il Sassuolo. Esatto, perché tra l'altro ricordiamo che ha perso anche Frattesi, è andato all'Inter, quindi era un altro dei giocatori chiave. Si parla tanto di Berardi alla Juve, si parla tanto anche di Maxime Lopez, che tra l'altro a inizio estate era stato avvicinato al Napoli, poi smentito, ora forse lo danno più vicino ad altre squadre. Sassuolo è una squadra che da metà campo in su, bene o male, qualcosa riesce sempre a creare. Qui vediamo Pinamonti, ma è arrivato anche Mulattieri, che ha già fatto bene in Coppa Italia. C'è Laurienté, che l'anno scorso, nonostante qualche cartellino di troppo, si è dimostrato un altro giocatore interessante. C'è Bairami, che nella sua posizione vera, pura di trequartista, nel 4-2-3-1, può effettivamente fare la differenza. I problemi del Sassuolo ad oggi sono due: la difesa, anche se forse qualcosa si farà, soprattutto il terzino destro ne sta per arrivare uno interessante, e poi Berardi, perché è ovvio che questa squadra senza Berardi perde per me almeno il 50% del suo potenziale offensivo, e se questa squadra inizia a soffrire anche davanti, con la difesa che ha, non dico che rischi qualcosa tra i quartieri bassi, però deve stare attento. Pinamonti, grande delusione dell'anno scorso, lo dico da uno di quelli che l'ha preso, perché pensavo insomma che potesse avere un po' di continuità, e invece i gol non ne arrivavano. Sì, Pinamonti io credo che non sia, nonostante il gol che ha fatto sul rigore, non credo che sia l'attaccante ideale per questo tipo modulo. Il mio consiglio è: se prendete Pinamonti al fantacalcio, io a un credito come scommessina, quel Mulattieri me lo terrei dietro, perché il campionato è lungo e non si sa mai. E ricordiamo che quest'anno c'è la possibilità dello switch, esatto, e quindi nelle strategie si può considerare anche avere qualche coppia. Facciamo l'esempio per il Napoli: Mario Rui Oliveira, che non si sa mai, Lozano Politano, che non si sa mai. Passiamo all'Udinese, e qua
Ovviamente la questione Samardžić lo dobbiamo considerare ancora dell'Udinese? Ma da quello che si è capito, credo che ormai Samardžić Inter non si faccia più nulla. Bisognerà capire se effettivamente resterà a Udine o meno. Quello che è certo è che l'Udinese quest'anno si presenta in nastri di partenza con tante scommesse, alcune delle quali con tanto potenziale, però sono da verificare, nel senso che partendo dall'attacco, noi qua vediamo Deulofeu Beto, ma in realtà Deulofeu ne avrà ancora per qualche settimana, quindi in questo momento sta giocando più Toven. Ha preso Lucca, c'è Brenner che l'hanno preso dall'MLS e secondo me è un giocatore anche lui molto interessante. Abbiamo Lovric che l'anno scorso si è confermato, bisognerà capire cosa succede su Samardžić. Questi esterni che l'Udinese spesso prova a scommettere su questo tipo di giocatori, a volte ti va bene come con Udogi, a volte magari ti va male come l'anno scorso. Quello che a me così lascia un po' perplesso nell'Udinese anche qui è la difesa, perché la partenza di Beccao è un'assenza importante e potrebbero subire un po' di più rispetto agli anni scorsi. E poi bisogna vedere se Beto resta, perché anche qua la sua permanenza può essere qualcosa che fa la differenza. Senti, ma cosa succede quando i fantallenatori non riescono ad aspettare la fine del mercato e hanno già fatto l'asta? Perché ci sono giocatori nuovi che stanno arrivando, altri che partiranno all'ultimo momento. Come si risolve? Qui allora un po' dipende dalla propensione al rischio del fantallenatore, perché da un lato posso capire fare l'asta prima dell'inizio del campionato per evitare che ti vai a bruciare un po' quei nomi nascosti, quei nomi scommessa, ma allo stesso tempo però sei in balia per almeno 2 settimane del calciomercato. Penso a quelli che hanno preso Berardi a Sassuolo, dovesse andare alla Juve, le cose cambiano. Pensiamo a Carlos Augusto, quanti lo hanno pagato al Monza, ora all'Inter, entrerà nelle rotazioni, almeno inizialmente non è titolare. Sicuramente con un altro di quelli che è un top oramai, esatto, che è Di Marco. Benissimo, passiamo al Monza, la squadra di Palladino, che a me è piaciuta tantissimo l'anno scorso. Hanno aggiunto un po' di esperienza qui, no? D'Ambrosio, Gagliardini. Esatto, si sono mossi secondo me molto bene su quell'aspetto, soprattutto D'Ambrosio per me è un ottimo affare, rapporto qualità-prezzo, quindi anche al fantacalcio uno di quei nomi che a poco andrei a puntare. Certo, la partenza di Carlos Augusto è una partenza pesante. Io credo che negli ultimi giorni, i giorni del Condor, Galliani qualcosa proverà a fare, sia a sinistra sia soprattutto davanti, perché in questo momento Betagna, Caprari e Mota, nessuno dei tre garantisce un bel bottino di gol. Vero. È interessante, oltre ovviamente ai nomi di Pessina e Ciurria che l'anno scorso sono stati un po' quel qualcosa in più che ha avuto il Monza in mezzo, il nome di Colpani, che è questo centrocampista molto giovane, questo jolly che spesso gioca sulla tre quarti, ha segnato anche nel trofeo Berlusconi contro il Milan ed è uno di quei nomi un po' nascosti che ha un bel potenziale però secondo me al Monza serve un attaccante. L'anno scorso io avevo Kyriakopoulos e non sapevo mai quando giocava, chissà se adesso in questo momento è titolare, quello lo possiamo la partenza di Carlos di Augusto ovviamente sì. Passiamo al Torino e qua c'è un altro nome che secondo me, se non riesci a prendere i top dell'attacco, ti butti su Sanabria. Io guardavo la tua live dove facevi la scoperta di quelle aste pazzesche e si viene pagato spesso tantissimo. Sì, Sanabria è un nome che l'anno scorso ha fatto molto bene, per la prima volta finalmente è riuscito ad arrivare in doppia cifra, ad oggi non ha concorrenza praticamente perché Pellegrini è spesso infortunato e comunque al momento non garantisce nulla rispetto a Sanabria. Qui molto dipenderà da Sanabria, ma molto dipenderà anche da chi gioca dietro a Sanabria, perché in questo momento abbiamo Vlasic e Radonic, c'è anche Verdi, ma probabilmente il Torino farà un altro trequartista. Si è parlato tanto di Malinowski, ma Cairo ha smentito, però credo che qualcos'altro lì sulla tre quarti possa arrivare. Sarà fondamentale per il Toro tenere Schurz, perché a livello difensivo è il nome che insieme a Buongiorno ha tenuto su il fortino di Juric. Sappiamo che le squadre di Juric partono dalla difesa e sulla solidità difensiva
costruiscono tutto il resto. Bisognerà vedere se giocatori come Ricci, che sono molto discussi sul mercato, effettivamente poi resteranno. Il Toro si è già mosso su Tameze, l'ha già preso, quindi dovesse partire Ricci hanno comunque lui, però è ovvio che la qualità che ti dà Ricci può fare la differenza. Una bella squadra il Torino quest'anno. Passiamo al Bologna, un'altra squadra che ha fatto molto bene l'anno scorso, e qua io quelli che mi sono segnato sono tutti delle conferme. Sì, perché se parliamo delle conferme dell'anno scorso, i 3 nomi che dobbiamo fare sia da un punto di vista proprio calcistico che al fantacalcio sono ovviamente Ferguson, Orsolini e Posch. Sono i 3 nomi che l'anno scorso hanno trascinato tanti fantallenatori. Però c'è un però, nel senso che il Bologna sta cambiando tanto, è una delle squadre più attive sul mercato. Intanto è arrivato Bökema, che è questo centrale che giocherà al fianco di Lukumi, che prende il posto di Sumarò. A poco si può provare. È andato via, o sta comunque andando via, Scouten, e quindi Moro potrebbe trovare più spazio al fianco di Dominguez, così come Orsolini, è in scadenza, quindi bisognerà capire se resta. E occhio a 2 cose. Ad oggi vediamo Zirkzee davanti, ma il Bologna sta facendo di tutto per far arrivare un altro attaccante per sostituire Arnautovic, anche perché appoggiarsi 38 partite su Zirkzee, che comunque è un giocatore valido, però insomma bisogna vedere. Barro è lì, ma è come se non ci fosse, perché dopo le ultime dichiarazioni di Motta ha fatto capire che fosse per lui può anche andare via. La situazione di Orsolini è abbastanza incerta, anche lui in scadenza, anche lui non si sa se resterà o meno. Occhio al nome di Ndoye, che è quest'altro ragazzo che ha preso il Bologna, ormai è ufficiale, così come Mbula, così come Gudmundsson, listato a centrocampo, e lui sarà il vice Barro, ma può fare anche il vice Orsolini partendo da destra. Potrebbe essere una bella scommessa su cui puntare. Bellissimo, vedi, per esempio sul Bologna io non sapevo assolutamente niente, è per questo che si deve lasciare i like per il profeta, perché non è possibile. Allora passiamo alla Fiorentina, anche loro si sono mossi tantissimo, è arrivato finalmente ufficiale, ci sta già Beltran? Ufficiale, da ieri nel listone. La Fiorentina è una squadra difficilissima da analizzare, ma anche al fantacalcio, perché sappiamo che tolti 2-3 nomi con italiano ogni partita può giocare qualcuno di diverso. In questo momento i punti fermi di questa squadra possiamo dire che sono Dodò sulla destra, che l'anno scorso soprattutto nella seconda parte di campionato è cresciuto molto. Bonaventura e Nico Gonzalez sono 2 giocatori che, se la salute li assiste, giocano sempre. Poi abbiamo davanti oggi Nzola, domani chi lo sa, nel senso che Nzola è un uomo di italiano, lo ha fortemente voluto lui, sicuramente all'inizio sarà lui il titolare, però ricordiamoci che intanto Nzola, l'Angola dovrebbe qualificarsi, quindi così come Luvumbo andrà in Coppa d'Africa, e questo Beltran che è arrivato è un attaccante di cui si parla molto bene e ha delle caratteristiche forse più adatte al gioco di italiano, perché è uno che sa dialogare di più con i compagni, sa valorizzare gli inserimenti degli esterni, mentre Nzola è più uomo d'area di rigore. E poi infine abbiamo questo ballottaggio a sinistra che so già che con lo switch molti proveranno a fare, Biraghi-Parisi, perché Biraghi è il capitano e quindi sarà difficile da togliere, ma Parisi è uno dei terzini sinistri sicuramente più interessanti che abbiamo in Italia. Grandioso. E passiamo insomma a quelle che definiamo le sorelle, quindi passiamo con la prima, che è la Juventus. Ovviamente le ultime cose, lo avevamo già accennato, si parlava di Berardi in entrata, ma poi mi chiedo, Berardi in entrata ti cambia anche il modulo, perché dove lo metti? Esatto, ma io infatti questa notizia di Berardi alla Juve, finché non la vedo effettivamente ufficiale, io non la riesco a capire bene, perché o cambi modulo, però che modulo fai? Nel senso che la difesa 3, lo abbiamo capito, è un punto fermo di questa Juve. Se si mette a 4, al di là che non ha gli uomini, perché in questo momento non ha dei terzini di spinta, soprattutto a sinistra avrebbe difficoltà, ma se giochi a 3 dietro con Berardi o ti inventi un 3-4-3 con Chiesa, Berardi esterni, Vlahovic punta centrale, o nel 3-5-2, così come non vedo benissimo Chiesa seconda punta, lo stesso caso non vedrei bene Berardi, perché in nazionale quelle poche volte che Mancini lo ha provato seconda punta abbiamo visto che fa fatica. Lui è uno che deve partire da destra e rientrare, quindi Berardi è una grande incognita. Sicuramente la Juve rispetto a tutte le altre sorelle quest'anno ha l'enorme vantaggio di non avere le coppe,
che è comunque un qualcosa che sulla lunga fa la differenza. Però dirti oggi vedo la Juve nettamente favorita rispetto alle altre, no, nel senso che Vlahovic è un giocatore potenzialmente fortissimo, ma abbiamo visto l'anno scorso le difficoltà che ha avuto sia da un punto di vista fisico con la pubalgia, e la pubalgia è una brutta bestia, non riesci mai effettivamente a guarire definitivamente, sia col gioco di Allegri. Il centrocampo della Juve con Rabiot e Fagioli è un bel centrocampo, però anche qui bisognerà capire se effettivamente sarà il 3-5-2 il modulo di riferimento. E poi è arrivato questo UEA che sulla destra può fare un po' quello che ha fatto Kostic l'anno scorso a sinistra. Però diciamo che sì, il nome Berardi è un nome che potrebbe far cambiare le carte in tavola a questa Juve. Senti, cosa devono fare i fantallenatori con Pogba? Guarda, io onestamente su Pogba fin dall'anno scorso, da quando arrivo alla Juve, non credo più. Ma non perché metto in discussione la sua qualità, che se sta bene non è assolutamente in discussione, ma il problema è la tenuta fisica. Cioè, se ci sono giocatori che negli ultimi anni sono più le partite che saltano che quelle che giocano, a uno come scommessa da ultimo slot, fatela se vi piace Pogba, però io onestamente ho molte perplessità. Giocherà poco. Allora andiamo alla Roma di Mourinho. Si sono mossi molto all'inizio con i parametri zero, adesso sono un pochino più fermi sul mercato. Dammi delle notizie che non so. Sì, guarda, allora la Roma nel momento in cui noi stiamo facendo questo video ha appena fatto Renato Sanchez e Paredes e è vicina a chiudere per Zapata. Da un punto di vista del fantacalcio, sia Paredes sia Renato Sanchez interessano poco, perché non sono giocatori che fanno molti gol. Però da un punto di vista degli equilibri, soprattutto Renato Sanchez potrebbe essere una pedina importante per il gioco di Mourinho. Il problema della Roma, secondo me, è solamente uno, che più del 50% di questa squadra è fortemente condizionata dagli infortuni, perché io mi immagino un tandem d'attacco Dybala-Zapata, sappiamo tutti i tanti problemi fisici che hanno avuto Dybala e Zapata negli ultimi anni. Spinazzola, altro nome che purtroppo spesso ha dei problemi. Pellegrini l'anno scorso è andato bene, ma un paio di anni fa anche lui aveva avuto diversi problemi. Paredes e Renato Sanchez hanno avuto un sacco di problemi fisici negli ultimi 2 o 3 anni. Questa è una squadra che, se tutto va bene, ha una grande squadra, perché dietro Smalling, Ndicka, che per me è molto meglio di Bagnez, e Mancini con Rui Patricio è una bella difesa. Christensen, il nuovo arrivato, per me sulla destra può fare bene. Aouar e Pellegrini danno qualità, Dybala ed eventualmente Zapata è un bel tandem. Tutto però dipende da come staranno questi giocatori. E poi c'è anche il Shaarawy, che è un altro giocatore che quando sta bene ti fa la differenza, ma non ti dà mai continuità tutto l'anno. Molto 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 interessante. E passiamo quindi all'Atalanta, che insomma loro si sono mossi tantissimo sia in entrata che in uscita. Abbiamo avuto chi ha fatto l'asta ecco qua c'è stato il problema per chi ha fatto l'asta troppo presto, perché non c'era ancora Scamacca e quindi Touré è andato esatto. Raccontaci questa Ma guarda, prima parlavamo della Fiorentina di Italiano, qui il discorso è molto simile, cioè con Gasperini è veramente dura pronosticare non solo chi farà bene ma chi giocherà, perché a livello difensivo bene o male i nomi sono quelli. Kolasinac tra l'altro è un nome al momento molto sottovalutato ma interessante, perché parte da braccetto ma se serve può anche fare l'esterno. Bakker a me piace molto nella metacampo offensiva, al piede per fare gol, al piede per fare assist, ma deve imparare a difendere. Ha un sacco di lacune difensive che nelle prime amichevoli ha dimostrato. Zappacosta è uno di quelli che quando sta bene è un gran difensore, ma il problema è che difficilmente supera le 25 presenze a campionato. Top Miners, tanto chiacchierato anche in ottica Napoli, è il giocatore chiave di questa squadra, perché può giocare sia linee 2 in mezzo sia da trequartista. Poi davanti c'è l'imbarazzo della scelta, perché qui vediamo Pasalic, Scamacca e Lookman Coppa d'Africa. C'è il Bilal Touré, anche lui Coppa d'Africa, che può giocare anche con Scamacca o al posto di Scamacca. Abbiamo Cambiaghi, che è un altro di quei giovani che io spero vada in prestito, perché qui è molto chiuso. Ci sarebbe Miranchuk, che anche lui però secondo me andrà via, perché qui è chiusissimo. Muriel, discorso analogo, e poi è arrivato pure De Ketelaere, quindi veramente l'imbarazzo della scelta. Io, guarda, se c'è al di là di Lookman, che è un nome che
nelle aste ovviamente va abbastanza alto. Se c'è un nome su cui io proverei a puntare è quello di Scamacca, anche se comunque con Gasperini non si sa mai, le gerarchie di oggi possono essere diverse da domani e dopodomani cambiare di nuovo, però sia per l'investimento fatto alto come quello di El Bilal Touré, sia per il fatto che a differenza di Lookman e del Bilal Touré non ha la Coppa d'Africa, come caratteristiche credo che sia l'unico attaccante che l'Atalanta ha d'area di rigore vero, e quindi a me piace molto Scamacca. Dai, andiamo nel vivo poi di un'altra squadra che probabilmente incuriosisce molto perché ha cambiato tantissimo, che è il Milan. Sì, è sicuramente la squadra che ha cambiato più di tutto. In difesa sostanzialmente le cose sono sempre quelle, dovranno migliorare perché l'anno scorso hanno subito un po' troppi gol, però diciamo che se Maignan, che a mio parere resta comunque il portiere migliore in questo momento in Serie A, se non avrà problemi fisici quest'anno, penso che lì le cose si possano un po' sistemare. Poi come dici tu sarà interessante vedere quello che succede da metà campo in su, perché cambia modulo, passa a un 4-2-3-1, si passa a un 4-3-3. Il Milan in realtà non ha un vero mediano, perché Bennacer sappiamo che per almeno 2 o 3 mesi sarà ancora infortunato. Probabilmente qui, nonostante la grafica ci dice un'altra cosa, sarà Reinders il mediano nei primi 2 o 3 mesi, con Loftus-Cheek e Musà come mezzali, perché Reinders è quello che ha un po' più i tempi per dettare il gioco in questa squadra. A destra, qui vediamo Chukwueze, ma c'è anche Pulisic, quindi lì sarà una bella alternanza. A Leao a sinistra sicuramente, e davanti Giroud, con Okafor che sarà un po' il jolly, che a volte giocherà al posto di Leao, a volte al posto di Giroud. È una squadra dall'enorme potenziale. Secondo me all'inizio potrebbe trovare un po' di difficoltà, sia per un discorso di amalgama tra tutti questi nuovi arrivi, sia proprio per un discorso di calendario, perché il Milan è una delle squadre che ha il calendario peggiore nelle prime giornate. Vero, mentre mi raccontavi insomma la formazione potenzialmente titolare, mi veniva in mente che molti io compreso, stavo facendo il paragone tra il Milan che ha cambiato molto e il Napoli che ha cambiato molto l'anno scorso, però se ci rifletto il Napoli l'anno scorso erano 2 quelli che poi sono diventati subito titolari, l'impianto di squadra era lo stesso, si è aggiunto Kim e si è aggiunto Kvara, ma c'era un impianto con il centrocampo tutto uguale, con Lobotka, Zielinski e Anghissà. Qua bisogna trovare la quadra, come dicevi tu, per il centrocampo, perché può essere anche che loro dovranno utilizzare Krunic all'inizio, esatto, per dare un po' di tempo di adattamento. Aggiungo anche che il Napoli ha avuto, secondo me l'anno scorso, la fortuna, tra virgolette, di partire con 2 partite non difficilissime, che hanno dato fiducia anche all'ambiente e soprattutto anche ai nuovi arrivati. Se il Milan dovesse avere una falsa partenza, magari qualche certezza potrebbe già vacillare dopo le prime. Passiamo ai cugini del Milan, l'Inter, mercato oserei dire alquanto travagliato per l'Inter, che perde delle certezze e si deve reinventare lì. Guarda, io onestamente ho fatto fatica a capire il mercato dell'Inter quest'estate. Mancano ancora circa 2 settimane, quindi tutto può succedere, però secondo me se c'era una priorità nell'Inter era l'attaccante. Perché? Perché l'anno scorso lo abbiamo visto, Dzeko ha tirato pertanto la carretta e Dzeko se n'è andato. Lukaku ha fatto un gran finale di stagione e Lukaku se n'è andato. Abbiamo visto quello che è successo quest'anno con Lukaku, quindi l'Inter si è un po' trovata così a metà strada senza sapere cosa fare. Buono l'arrivo di Thuram, che però non è una prima punta, anzi è più seconda punta di Lautaro, cioè è un giocatore che gioca molto lontano dalla porta. C'è Lautaro che è il nome garanzia lì davanti, Correa che l'Inter sta provando in qualche modo a vendere, ma non è facile perché comunque ha un ingaggio elevato. Ha preso Arnautovic, che dovrebbe fare un po' quello che ha fatto Dzeko l'anno scorso, quindi a volte essere il titolare, a volte subentrare. Ok, però secondo me lì davanti ad oggi l'Inter ha perso qualcosa rispetto all'anno scorso. Hanno fatto 2 acquisti interessantissimi in ruoli dove in realtà erano molto coperti, perché Frattesi, mezzala destra di inserimento, va a occupare la casella che occupava già Barella. Quindi io rispetto a questa grafica vedo molto più probabile Frattesi a destra e un Barella come in nazionale, come in alcuni amichevoli che abbiamo visto, adattato a centro-sinistra, o addirittura eventualmente sul centro-sinistra Mkhitaryan, perché c'è anche lui, con un'alternanza in certe partite Barella-Frattesi. E poi hanno preso Quadrado, dove c'era già Dumfries, quindi anche lì ci sarà un'alternanza, e Carlos Augusto al posto di Gosens, dove però c'è già Di Marco.
È arrivato Bissek, che strada facendo potrebbe giocare al posto di Darmian, ed è arrivato Sommer, che in questo momento io il consiglio che do, prendetelo, ma prendetevi anche Audero, perché comunque secondo me Audero è un ottimo portiere, non da sottovalutare. Quindi se oggi mi chiedi come vedo l'Inter, ti dico sì, è sicuramente una delle squadre con cui lottare per lo scudetto, però se guardo la formazione dell'anno scorso, per me era meglio l'anno scorso, in questo momento, nonostante poi per me Frattesi sia il centrocampista da prendere al fantacalcio quest'anno nell'Inter, perché farà molti inserimenti e credo che sarà uno di quelli che farà più bonus, forse anche più di Barella. Si è presentato poi subito bene, insomma, sì. c'è fiducia. Passiamo a una squadra che io non riesco a capire, che è la Lazio. Perché è difficilissimo, perché io so che con Sarri, quando poi hai cominciato a lavorare dopo tanti anni, alcuni automatismi diventano veramente come contare da 1 a 10, e questo è importante. Però manca ancora qualcosina, non lo so, magari in panchina, analizziamo bene, perché va via Milinkovic-Savic, arriva Kamada, ma arriva anche altro. Allora, qua io partirei proprio dalla difesa, perché come hai detto tu, se io non sapessi che in panchina c'è Sarri, guardando questa difesa, Marusic, Romagnoli, Casale, Isai, contando anche Lazzari, va bene, ma con tutto il rispetto io non darei mai credito a una difesa del genere, che tolto Romagnoli, che per me è l'unico davvero che giocherebbe anche titolare magari in altre squadre big, gli altri sono, soprattutto i terzini, sono giocatori onesti, di metà classifica, medio-alta, ecco, ma non sono. Però, come dici tu, Isai ad esempio è un uomo di Sarri, e tra l'altro quando Mario Rui doveva ancora rinnovare si era parlato anche di un interessamento della Lazio su Mario Rui. Sono quei giocatori che, come dici tu, una volta che gli dai un tipo di organizzazione poi ti vanno a rendere il 200%, e quindi io mi fido della difesa della Lazio per Sarri, non per gli uomini che ci sono, anche se quest'anno con la Champions potrebbe esserci qualche problemino in più, perché è vero che si gioca di mercoledì e non di giovedì, che questa è una cosa positiva, ma come tu ben sai, hai visto l'anno scorso, la Champions a livello proprio di, non tanto a livello fisico, ma a livello mentale, ti toglie molto di più. È proprio vero. A centrocampo, lì vediamo Cataldi, è arrivato anche Rovella, però secondo me fino all'ultimo minuto di mercato la Lazio proverà a fare Ricci, perché comunque è il nome che sta inseguendo da tutta l'estate. Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, li conosciamo, sono i 3 punti di forza. Come dici tu, il sergente è una brutta botta per questa Lazio, però attenzione, perché questo Kamada, io avevo un po' così il bias di immaginarmelo troppo offensivo, troppo trequartista. Poi ho parlato anche con l'esperto Lazio che è venuto in live, abbiamo anche analizzato un po' l'hitmap di questo giocatore, ci siamo un po' resi conto che in realtà è vero che è un giocatore da bonus, ma è anche un giocatore che sa correre, è un giocatore che torna, è un giocatore dinamico. Quindi questo centrocampo potrebbe reggere l'urto anche schierato così. Il problema è che Kamada quest'anno ha la Coppa d'Asia, perché oltre alla Coppa d'Africa c'è pure la Coppa d'Asia. Quindi tra gennaio e febbraio per un mesetto lo perdono. Giocherà Vessino, giocherà Rovella, le cose possono cambiare. Immobile, tutto dipenderà da come sta. Occhio ai 2 nuovi nomi che ha preso la Lazio, Castellanos, che se prendete Immobile al fantacalcio io vi consiglio di prendere, vi va a tappare tutti i buchi sia con lo switch sia senza switch che lascerà magari Immobile, e occhio anche a Isaksen, perché questo ragazzo giovanissimo, molto bravo, che dovrebbe essere il vice Felipe Anderson, strada facendo, con molta pazienza, potrebbe ritagliarsi il suo spazio. Meraviglioso. E passiamo insomma ai campioni d'Italia, si può dire finalmente, e quest'anno il Napoli si presenta così, e per chi ha fatto l'asta troppo in fretta magari si è perso un potenziale crack del futuro, che a quanto pare si sta facendo. Siamo veramente ai dettagli, che è Gabri Veiga. In questo momento questa grafica porta Nathan titolare, però come ne abbiamo parlato anche nel tuo canale, probabilmente JJ e Ossigard si giocano l'inizio almeno nella prima partita. Sì, allora diciamo che qui a livello difensivo è cambiato solamente un nome,
Quindi Di Lorenzo è il nome garanzia per eccellenza, voti, bonus, capitano. Io l'ho già preso nella mia prima asta. Io guarda, nella mia prima asta sono basato su 2 pilastri: Di Lorenzo, capitano, titolarissimo del Napoli, e Danilo, capitano e titolarissimo della Juve. Sono i 2 giocatori che secondo me, se vuoi avere una garanzia sul lungo periodo, sono i 2 migliori che puoi prendere. Nathan ad oggi secondo me è un po' più indietro del Kim quando è arrivato l'estate scorsa, perché è vero che Kim non lo conoscevamo quasi, però comunque aveva già fatto 2 anni in Europa. Era Nathan... colpa nostra che non lo conoscevamo. Esatto, cioè Nathan è davvero per me una scommessa, magari bella, interessante, però ti può andare molto bene come ti può andare molto male, e quindi come dici tu, cioè è giusto metterlo lì per un discorso di mercato, ma Jesus e Ostigar per me si contenderanno una maglia lì a fianco di Rackman. A sinistra questo ballottaggio Mario Rui Oliveira, altra coppia come dicevi tu giustamente su cui io andrei a impostare uno switch, e poi da metà campo in su vediamo, perché se si fa Veiga, per me, oltre ad essere un crack del futuro, è un crack anche del presente. E io credo che questo sia uno di quei nomi che arriva e ti può veramente fare da subito la differenza. Sa saltare l'uomo, e lo sappiamo, in Italia giocatori che saltano l'uomo come Kvaratskhelia, Dybala, Leao sono quelli che ti fanno la differenza, e lui tra l'altro è super versatile, perché Veiga ti può fare la mezzala ma ti può fare anche l'esterno d'attacco. Se per caso Garcia decidesse di usare il trequartista, può fare anche il trequartista, quindi ti può veramente ricoprire qualsiasi ruolo del centrocampo tranne il mediano. Quindi è un giocatore che per me può davvero farti la differenza. Bisognerà capire cosa succede con Zelinski. Io non so se hai delle novità. Ad oggi si parla di dietrofront totale, cioè c'è stato un incontro, c'è stato una serata che hanno fatto con altri giocatori, e invece di essere un brindisi d'addio mi sembra quasi una conferma, insomma, della sua permanenza. Ecco, io credo che comunque, a prescindere dalla permanenza o meno di Zelinski, Veiga sarà uno che magari non... Ecco, è ovvio che se va via Zelinski lo vediamo subito titolare. Se non andassi via Zelinski, magari un po' di adattamento ci vuole, però è un giocatore che qualitativamente per me può veramente fare la differenza. E che fai tu con Elmas, per esempio? Cioè il jolly per eccellenza che agli allenatori piace perché lo puoi mettere dappertutto. Ai fantallenatori devono essere consapevoli che se si prende Elmas si schiera a prescindere dalla formazione probabile che ci sarà ogni domenica, perché Elmas l'anno scorso ha segnato sia da titolare sia da subentrante. Elmas qui può fare anche lui sia la mezzala sia giocare anche eventualmente al posto di Politano, quindi a me Elmas piace molto. Prima della notizia di Veiga io speravo, da un punto di vista fantacalcistico, che Zelinski andasse via per far spazio proprio ad Elmas. Ora diciamo che se Zelinski resta, arriva Veiga, insomma iniziano a esserci un po' troppi jolly in questo Napoli, anche perché e qui parlo dell'attacco, altro bel jolly è Raspadori, perché Raspadori io mi aspetto qualcosa di importante da lui quest'anno. Io credo che magari non sempre dall'inizio, ma spesso da subentrante, debba essere uno di quei nomi che Garcia andrà a valorizzare. Anche lui fresco di rinnovo, quindi credo che anche a livello societario ci sia, no, un po' una voglia di valorizzare questi nomi su cui comunque Napoli ha fatto un investimento importante. Al punto che probabilmente e credo anche Garcia lo sta provando, anche adattarlo un pochino a centrocampo, quindi cambiare il triangolo senza il vertice basso ma con il vertice alto, e quindi è una sorta di sottopunta 4-2-3-1, ma stiamo parlando sempre di moduli molto molto fluidi e ibridi, e quindi trovare lo spazio per un investimento così importante. Esatto, e poi Marco, ovviamente Osimhen è il vero super slot quest'anno, cioè si punta su di lui, non c'è Lukaku, Vlahovic non ti dà garanzie, è quello su cui praticamente, insieme forse a Lautaro. Esatto, guarda, ti posso dire che in alcune leghe Lautaro viene pagato come Osimhen per un discorso esclusivamente legato alla Coppa d'Africa, nel senso che comunque il fantallenatore dice ok, allora o prende la coppia Osimhen-Simeone ed è tranquillo, così dice per quel mesetto lì, o comunque Simeone
attaccante del Napoli. Oppure vedo che un pochino il prezzo, poca roba, però un pochino il prezzo tende a non salire esageratamente sopra certe percentuali, per un discorso legato sia alla Coppa d'Africa sia al discorso rigori, che facevamo anche in live l'altra volta. Non si è ancora ben capito se li batterà lui, se li batterà Kvara, quindi però diciamo che sì, è il nome su cui solitamente nelle leghe si spende di più. Marco, io non so come ringraziarti, i like devono arrivare proprio a pioggia. Trovate il link del canale del Profeta del Fantacalcio sotto in descrizione e vi siete resi conto, insomma, che c'è approfondimento, non si dicono cose a caso, e io adoro. Grazie infinite. Grazie mille a te, Valerio, grazie mille. E buon campionato. Ciao ragazzi. Life